Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano. Allora, oggi voglio provare a portare un gioco diverso. Vi ricordo che tanti e tanti anni fa ho portato Civilization. Come si dice, è stato anche un buon risultato, ma parliamo ancora del 2011, forse 2012, non mi ricordo. E questo è un gioco molto simile, non è Civilization, ci assomiglia, ma non è Civilization. E niente, sono curioso di provarlo insieme a voi, se può piacere, magari faccio anche una campagna insieme a voi. Scusate raga, eccoci qua. Allora, quindi ricapitoliamo. Adesso vediamo un po' i personaggi. Chiaramente il gioco è Ara. E niente, io direi di partire e vediamo un po' i personaggi che ci sono. In questo momento speriamo anche di vederne di più nel corso del tempo, come con Civilization, però già adesso è un bel roster, come si suol dire in un gergo non strategico. Ora partiamo da Eva Peron, Argentina. Ok. Che sinceramente ragazzi la mia idea sarebbe proprio quella di partire con Eva Peron. Don't cry for me, Argentina. Na, na, na. Potrebbe essere un'idea. Poi abbiamo Howard Florey, Australia. Mi fa piacere. Leopoldo I, Belgium, al-Rashid. Nefertiti, regina e faraone d'Egitto che promosse Bella. l'umanismo. Yu Guansun, figura chiave del movimento per l'indipendenza coreana. E qua abbiamo sopra che due Coree e due Germanie. Sejong il Grande, re della dinastia Chosun, riformò la Corea e inventò l'alfabeto. Che belli però le... Bello, questo mi piace, i vestiti diversi. China. Cioè, abbiamo tanti bei leader, è chiaro che ne manca qualcuno, purtroppo, ecco, su Civilization c'era Enrico Dandolo, qua non c'è, ma chissà che magari, boh, qualche espansione, qualcosa, perché ce li vorrei tutti ovviamente. Vilma Mankiller, attivista nativa americana e prima donna eletta come capo Beh, Vilma Mankiller è già il nome del tuo programma. Boudica. Boudica. Della tribù degli Iceni e nemica implacabile di Roma. Dei romani di Roma. Etiopa Selassie. Selassie, io lo chiamo Selassie. E primo presidente dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Giovanna. Eroina nazionale francese che condusse l'esercito alla vittoria nell'assedio d'Orléans. Tamara di Genova. Oh, cacca Bercalazze. Perfetto. Qua, Deutschland. Von Bismarck, politico astuto e creatore dello Stato tedesco. Mi fa piacere. Hildegarda di Bingen, badessa, medica, filosofa e compositrice tedesca di musica sacra. Anche questo mi ispira. Itzcoatl, politico, guerriero e fondatore dell'impero azteco. Madonna, ce ne sono tanti, eh? Si parte già a bomba. E architetto del rinnovo di Ninive. Saffo, poetessa lirica greca e la Anche questa ovviamente mi ispira molto. Ah, due della Grecia, abbiamo due della Grecia, due della Germania e due della Corea. Cazzo, potevano mettere però più nazioni. Vai, dai. Questa è l'unica pecca finora, che avere due leader della stessa nazione per me non è il massimo, nel senso preferisco avere più nazioni ovviamente, però comunque non è male avere sia Magno che Saffu. Ghana. regina madre dell'impero Ashanti. Mi fa piacere. La guerra contro l'impero britannico. Irene d'Atene, imperatrice dell'impero bizantino che condannò l'iconoclastia. No. Pachacuti, Pachacuti. dell'impero Inca. Gengis Khan, brillante soldato, Buono. vietato e fondatore dell'impero mongolo. Perfetto. Serse I, re dei re di Persia, guidò una massiccia invasione della Grecia. Tutti hanno ovviamente i loro tratti e le loro caratteristiche, se lo leggiamo tutti aspettiamo 3 anni. Giulione Fioi. Brillante generale e politico, garantì l'ascesa dell'impero romano. Benito. Sì, ma Juarez però, Il 26esimo presidente del Messico. Mexico.
Mani Renas la Kandake, regina del regno di Kush, che guidò con successo le armate cushite contro gli invasori romani. Bene. Signori, Cesarone Beccaria, anche questo assolutamente Penale italiano. lo voglio provare. Elisabetta I. Elisabetta I, astuta e carismatica regina d'Inghilterra. India. Ashoka, imperatore guerriero e promotore del buddismo. Askia Muhammad I, generale e imperatore, rese l'impero Songhai uno dei più grandi imperi nella storia dell'Asia. Del mondo. Oshtish, impavida guerriera Badè della nazione Crow e sarta di talento. Guarda, altro bello. Brillante Il buon Niccolò Copernico. Questo bello. Ce ne sono interessanti, Zenobia, regina di Palmira che sfidò l'impero romano. E godo. Caterina la Grande, imperatrice di Russia, che conquistò vasti territori e migliorò molti aspetti della vita romana. Interessante. Carlo Carlo Magno. guerriero che ha Sì. per il Carleto. impero. Shaka. Leader militare dal successo devastante e primo re degli Zulu. Molto bene. Venezuela. Bolivar, rivoluzionario venezuelano che combatté per la libertà e aiutò gli stati sudamericani a ribellarsi contro gli spagnoli. Thailandia. Kameng, re di Sukhothai, creò l'alfabeto thailandese e pose il buddismo come religione di Stato. Ok, scusate un attimo. Oh, Giorgione. George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d'America, sconfisse l'esercito britannico. Ok, e chiudiamo con Isabella One. Unificò la Spagna e finanziò Bella donna. Questo mi ispira molto, però ragazzi io voglio partire con Don't Cry For Me Argentina. Sì. star cinematografico, Sì. attivista e politica argentina. Io parto con lei, ragazzi. Questo è con questo outfit. Allora, il tuo palazzo offre 5 di più, prosperità, ricchezza e 25 salute, ok. Alla città, il tuo monumento aumenta il 25% della felicità, il 5% della prosperità della città, aumenta il 20% della produzione di costruzioni, anfiteatri, teatri d'opera. Ok, quindi devo dedicarmi a tutta la parte, diciamo, della cultura. Indipendentemente di uno gli alloggi, le città che non sono una capitale perfetta, indipendente, ma è solo quando non sei in guerra, quindi non dobbiamo fare guerre. Le città tengono più ricci di felicità e più dice la prosperità. Carismatico, conosci più uno punti dell'età dell'oro per turno, bene. Persuasivo aumenta di più 5 turno la durata dell'età dell'oro. Ok, comunque vedo che ha molte cose ricevi. Allora, ok, difficoltà normale. Direi normale. Mappa, in genere una nuova mappa. Facciamo continenti gemelli. Pangea, supercontinente. Io sono per il supercontinente. Grande. Mappa continua. Sì. No. Bellissimo. Se teniamo a terra. Temperatura non c'è casuale, però che cazzo. E questo un po' mi gira le palle, il casuale però. Come così? No. Cominciamo allora con mite. Umidità. Cominciamo livello del mare. Cominciamo in maniera tranquilla. Nazioni, boom. 36 nazioni, sarà dura però. Cioè tutte praticamente. 1250 turni, megoglioni. Questo che se in caso non registro lo porto avanti anche da solo, sì, facciamo tutto. Rendi casuali le istruzioni. Vengono scelte casualmente per ogni... No. Abbattimento giocatore umano. Ok, quindi le più scarse in classifica le vanno via. Vegetazione medie. Fauna media. Minerale medio. Ok.
Ah, di qua sono... Scusa, tutti normali mettiamo. Normale. Normale, normale. Non capisco perché. Scusa. Normale. Certo, sono tante, vediamo che il computer come reagisce perché non è più tanto giovane il mio PC. Però vogliamo testarlo subito a bomba. Tutte ci sono praticamente. Normale. Così vediamo che un po' le opzioni. Comunque certo che qua cioè, non capisco perché. Scusa, deve essere tutti uguali. Non è proprio la mia politica, però. Almeno in un videogioco, grazie. Cioè, devo dire la normalità. Normale. Ora ci scanniamo, eh. Aspetta, aspetta. Don't cry for me, Argentina. Ok, ci siamo. Aspetta. Ok. Vai. E adesso probabilmente ci metteremo 10 anni a far tutto. Don't cry for me, Argentina. Dobbiamo assolutamente portare a casa il risultato. Na 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 na. Il PC sta bruciando. Ta ta na. Atto 1, turno 1. Na 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 na. Na 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 na. La 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 la. Don't cry for me, Argentina. Un nuovo inizio per tutti. Compassionevole Eva Peron, con un cuore sconfinato come le Pampas, hai guidato il tuo popolo dalle più disparate sfide Che bella. portatevi dalla natura selvaggia al calore di una comunità unita negli intenti. L'Argentina germoglia come un fiore in primavera, Argentina. aiutando gli umili e i lavoratori e promettendo sostentamento e riparo a tutti coloro che vivono sotto la vostra bandiera. Possa la tua voce riunire il popolo nella creazione di un'eredità costruita sul progresso, sulla prosperità e sulla forza, per la gloria dell'Argentina e a beneficio di tutta l'umanità. Ok. Sì, direi che un tutorial serve. Entra nella visuale. Insomma, facciamo un po' fatica, raga, Però penso sia la... non so se è la mappa o chissà che... Ok. Costruisci una fattoria. Allora. Abitazione, fattoria, officina, esploratore, lanciare il colore. Vabbè, insomma, qua è un po' come Civilization. Fattoria. Cambia qualcosa. Ok. Esci dalla visuale città. Seleziona uno scout. Esplorazione automatica. Vediamo un attimo. Sì, diciamo che... Faccio un attimo una prova, raga, un secondo solo. Boh, andiamo, raga, ho fatto fuori prova, secondo me più la mappa con 36 personaggioni che mi dà... Ma in realtà non è che mi rallenta o cosa, semplicemente quando zoomo da vicino lontano, per il resto mi va anche bene. Ok, era qua, termina il turno, completa una fattoria, quindi devo fare il prossimo turno. Attiva notifiche urgenti. Pannello tecnologico. Eccolo qua. Ho l'albero.
Indicazione su dove dirigere i propri sforzi. Tecnologie sbloccate tramite ricerca del turno offrono vantaggi come nuovi elementi, forme di governo, per il prestigio, ok. Bene, allora abbiamo atto 1, storia antica, età del bronzo, età del ferro, antichità. Atto 2, alto medioevo, primo pieno medioevo, rinascimento, illuminismo. Atto 3, macchine, atomic, information, singolarità. I godo. Guarda che roba. Meccanica. Vabbè, qua ricorda molto Civi comunque. Atto 1. Ok, dobbiamo chiaramente sbloccare una tecnologia. Gestisci i tuoi obiettivi. Code creazione, gestisci inventario. Il capolavoro, sanno le cose, le relazioni diplomatiche. Per il momento non ho un cacchio di nessuno. Allora, tecnologie. Allora noi qua non è che abbiamo chissà che, no, nel senso, non vedo risorse. Qua abbiamo il Gran Turco, vediamo cosa fare. Conservazione dei cereali. Corda, vabbè, adesso non ho neanche il mare, quindi direi di no. Erboristeria. Spezie, ok. Fermentazione, in questo momento non ci serve. Ceramica. Abilità, raccolta di animali con le applicazioni alimentari. Questo può essere utile. Tiro con l'arco. Ok. Io però direi la conservazione dei cereali. È sicuramente la prima che ci serve. Perfetto. Per il cibo. Molto bene. Ciao. Perfetto. Qua abbiamo Puma, battute di caccia richieste 2, pericolo 4. Bello, cazzo, roba bella. Ma non ho risorse. Oh. Aspetta. Qua abbiamo il vino. Qua dobbiamo prendercela, eh. Qua cosa abbiamo? Deposito rovine. Ah, per i rifornimenti, qua specie le antiche rovine di cibi, ok, va bene, andiamo avanti. Ok, completiamo la fattoria. Ma ha preso le rovine, ok. Cosa mi ha dato? Però non me l'ha detto. Forse me lo sono perso. Vabbè, è un attimo capire, raga. Completa la fattoria, ho capito, ma... Incontrare tribù. Cioè, ho già trovato qualcuno... No, San Luis. Mentre quelli che ti sprezzano... Ok, se mi amano, vengono con me, altrimenti mi fanno la guerra, dai. Cosa pensa? Qua sono... Ok, poco amichevole, perfetto, direi che partiamo subito a bomba. Manca un turno per la fattoria. Ok. Play click. Qua. Fattoria. Cerchiamo di capire adesso. E qua è il progetto officina devo fare, quindi adesso devo andare un po' per ordine, perché l'officina mi dà, ok, le possibilità di creare le cose, ovviamente. Quindi, ok, perfetto. Officina, quindi qua non sono gli esagoni, ma è così, boh. Sto cercando di capire, raga, chiedo venia. Fattoria, viene 3 di cibo, scorte. Vedi, non ho queste cose qua, mi servono, ok. Manutenzione, 1 di legno, risultato più 3 di cibo. Va bene. Qua abbiamo più 5 a turno di cibo, più 11 di ricchezza, più 1 di legna. Il legno... Aspetta, scusate. Ok, ai materiali, scusate, più 2 e il legno 1. Boh, scusate, sono un attimo rimbambito. Vai.
Ricerca completata, molto molto bene. Quindi adesso ce l'ho da qualche parte il focolare. Officina in costruzione. C. Ok. Sto cercando di capire, ragazzi, insieme a voi, Officina. Perfetto. Adesso quelle corde, sinceramente, non è che mi servono, cioè mi servono un cazzo. No. Ok, andiamo a fare questa, perfetto. E andiamo avanti. Completalo, cosa c'è qua? 62. Ok, abbiamo visto come gestire scienza e forze militari, commercio. Il prestigio è quello che mi fa vincere, forze militari non mi dà niente, il commercio non mi dà niente, il governo mi dà 53 e 9 dall'industria. Ok, queste sono cose abbastanza semplici da capire, dai. Perché noi siamo Don't Cry for Me Argentina. 1200 turni comunque, ricordiamolo, Beppe. Adesso qua teoricamente abbiamo il migliore, abbiamo un aumento del... Ok, aumenta la città. Va bene. È salita di livello. Ah, ok, possiamo prendere, diciamo, una nuova città, tra virgolette, una regione, diciamo, un esagono, parlando di cibi. Cos'è che mi conviene? Allora, cibo, ecco, io direi di andare qua perché serve legna, tierra. Vai. Regione rivendicata. Perfetto. Quindi... Qua però non ho lavoratori, però qua. Devo un attimo capirmi, raga. Ok, officina creata. Fatemi capire, officina. Cesti. Ricchezza. Qua cesti. Consumo per turno meno 3. Quantità illimitata. Non sto ben capendo, Gli utenti verranno ora creati più velocemente. Speriamo sia giusto. A destra unità militare. Lancieri. Cosa che non faccio mai, ma... Invece qua... Abbiamo un'abitazione. Vediamo se è giusto. Allora, i tasti così e così. Ok, senza dover sempre muoverli. Buono. Direi che così va molto meglio. Bello, abbiamo un attimo capito. Prestigio. Ok. Abbiamo scoperto un po' di robine.
Altre 3 per la prossima, che poi da quello che ho capito, se io devo svilupparmele tutte per poi andare alla prossima età, io sinceramente le corde. È vero che mi dà sto name. Potrei provare però, fermentazione, qua non ho un cacchio. Tabacco. Proviamo. Però Stone Age non è un'antica meraviglia, credo, qua. Ah, ok, l'esercito. Allora, cosa devo fare? Lancieri. Qua, ok. Schiera. Vai. È che io di solito non faccio mai tanto esercito, difficilmente faccio la vittoria. Ok, per il momento stiamo andando bene, credo, spero. Un ragazzo di non più di 16 anni entra nel tuo accampamento saltellando per l'agitazione. Spiega che lui e i suoi amici si stavano arrampicando sugli alberi e mentre erano seduti in cima a una quercia gigante hanno dato una collina naturale. No, fallo. Di sicurezza. Ramando un esploratore. P5. Arma i ragazzi e i suoi amici. Ma rischiamo. Ok. Qua cosa abbiamo? Primo contatto. Germania. Ah, eccoli qua. Va bene. Posso fare qualcosa? Accordi. Vabbè, forse ancora presto. Mi cago la nostra tribù. Vabbè. Va bene. Cos'è che devo fare? Nazione incontrato, ho capito. Hai incontrato una nuova nazione. Ah, ok. Bene. I miei omaggi. I miei saluti. Va bene, abbiamo trovato la Deutschland. Qua. Posiziona un bene di consumo. Nella visuale città fai clic su slot bene di consumo. Eccoli qua. Ah, gioielli abbiamo. Perfetto. Bene, 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 bene. 85, felicità. Godo. Obiettivo non cacchio. Gli studiosi di una tribù vicina si precipitano a chiederti udienza. Mm. Trovato il tuo aiuto. Cosa hanno bisogno? Inoltre, i loro studi più recenti sono stati tacciati di magia e di oltraggio agli spiriti che proteggono il popolo. Loro non sono d'accordo e anche se credono che alcuni tra i capi della tribù sostengano il loro lavoro, si rifiutano di uscire allo scoperto senza il tuo appoggio alla loro causa. Vabbè, io intanto gli faccio invio il mio consigliere scientifico. Sinceramente non ho voglia di palle. E si gode. Perfetto. Benissimo, vai. Nel mio esercito, ok. Vabbè, intanto solo qua, non ho... Boh, dovremmo esserci. Qua. Riceverà gioielli. Hai raccolto un deposito di provviste, hai ricevuto 20 materiali e lingo perfetto. Ah, ok, qua. Hai creato un utensile.
qua non sto cercando di capire, sto facendo le cose giuste. Unità inattive. Cosa devo fare? Attacca, spostarsi, fortifica. Boh, vai. Poca legna abbiamo. Nazione incontrata. Hai avuto un contatto con una nazione straniera. Ok. I miei saluti. Cos'è che devo fare? Allora, qua sono insieme, ok. Vabbè, penso che possa bastare, tanto adesso non è che devo fare guerre o robe. Qua ho trovato ricchezza, perfetto. Ah, unità inattive. Attacca, spostati. Saccheggiare, assediare. Non devo fare niente, se non voglio fare guerre in sto momento. Turno 20. Qua come siamo messi? Tierra 1 ne manca, ok. Buono ragazzi, cercando di imparare insieme a voi, ve lo porterei comunque ancora. Ci avete rotto il cazzo però, eh. Manutenzione. Aumenta di più 5 la forza dei eserciti in questa regione. Specialista. Sto cercando di capire, raga. Chiedo venia, ma... Beh, fermentiamoli tanto. Ok. Ricerca completata. Bene. Qua per il vino quando me lo posso fare? Tiro con l'arco. Non mi interessa. Erboristeria, dai. Ma qua adesso fammi ragionare un attimo. Campo di disboscamento. Questo lo facciamo. Ok. Adesso vediamo il prossimo, vorrei fare Stone Age sinceramente. Giosa esige una residenza maestosa per il proprio leader. Ok. Per attestare il tuo successo, un tale palazzo renderebbe onore al passato. Certo, devo farlo assolutamente. Costruisci un palazzo. Come devo fare? Non ho forse ancora le possibilità però di costruirlo, credo. In costruzione. Creazione completata. Ok. E gli alloggi li devo fare perché mi danno dei bonus.
Corde. Qua non posso perché forse non ho... Non sto ben capendo, eh. Consumo per turno. I materiali. Non mi dà 0 a turno, aspetta. No. Vuoto, ok. Vedi, ok, perfetto, se no veramente... Se faccio così... No, non mi cambia niente. Questa è eccessiva. No, facciamo così. 5. 5. Proviamo così. Corda non serve, vai. Spero sia giusto. Abitazione. La moquette, vabbè. Adesso io voglio capire. Granaio. Macelleria. Ok. No. Al colono. Nuove città. Limite di città, ok. Lancieri, produzione di ricchezza. Il palazzo non me lo fa fare ancora, forse devo trovare la cosa. Tanto la macelleria la facciamo però. Adesso io vorrei capire per fare il palazzo. Sviluppa tecnologie governative, sbloccherà... Ok. Vabbè, andiamo avanti, adesso chiudo ragazzi. Raga, se volete che la serie io ve la posso anche fare, so che è un gioco non proprio dinamico, quindi da capirlo anche con delle pause e tutto, perché anche io ragazzi ho giocato tanto a Civilization, ma questo è comunque un'altra cosa. Se volete io lo porto. Don't cry for me Argentina. Ciao!